nella sala ovale di lato, che se qualcuno vuole sedersi senza restare in piedi si sente benissimo anche da lì. Il convegno di oggi pomeriggio è organizzato dal Comitato di Verona Sud su un tema che è di particolare importanza per la città. È per questo che lo ospitiamo nella sala degli accademici con molto piacere. Prima di lasciare la parola e la conduzione dei lavori agli organizzatori farò due brevi considerazioni preliminari. La prima riguarda l'enorme aumento che è intervenuto negli ultimi 20 anni delle pubblicazioni scientifiche che documentano gli effetti benefici sulla salute dei parchi urbani. Quando nel 2007, d.C. in ogni caso, il Dipartimento di Prevenzione dell'USL formulò, c'è in sala l'architetto Lauria che ha partecipato a gestire questo progetto, formulò al Comune una proposta di trasformazione del parco ferroviario in un parco urbano, all'interno di un pacchetto complessivo di 8 proposte per migliorare la qualità dell'aria della città, in cui la quinta proposta era appunto questa del parco urbano. Quando abbiamo fatto questo tipo di lavoro, il tipo di bibliografia robusta, scientifica, a supporto degli effetti sulla salute di un parco urbano era piuttosto ridotta. Noi avevamo forse una decina di lavori di qualità. Ricordo in particolare uno del 2001 di Takano su Tokyo, un longitudinale, quindi uno studio molto, molto impegnativo. Da allora, cioè dal 2007, la letteratura scientifica è aumentata enormemente, è aumentata sia come quantità ma come qualità anche del tipo di prodotto di ricerca che è stato messo a punto. Vi porto un solo esempio per annoiarvi. Nel 2019 l'Lancet, quindi una delle più prestigiose riviste scientifiche del mondo, che ha un sistema di referaggio, quindi di controllo di quello che viene pubblicato molto, molto serrato, molto stringente, ha pubblicato una meta-analisi, cioè uno studio statistico che compara altri studi statistici, e ha comparato in questo studio 9.311 studi epidemiologici prodotti su tutto il mondo che avevano avuto come coorti di misura 8 milioni di abitanti, quindi dei numeri incredibili, voglio dire. Questo studio ha dimostrato ancora una volta, però l'ha dimostrato con una potenza enorme, data che si tratta di uno studio di dimensioni mai viste prima, che nelle aree circostanti i parchi urbani diminuiscono tutte le cause di mortalità. Quando abbiamo cominciato a studiare queste cose, noi pensavamo che i parchi urbani facessero bene alla salute sostanzialmente mirando il tipo di effetto benefico o sul diabete o sulle patologie cardiovascolari. In realtà si è visto che questo c'è ovviamente, ma spiega solo una parte della diminuzione di mortalità. E la cosa interessantissima è che questa diminuzione di mortalità è indipendente dal ceto sociale dei soggetti, che è uno dei grandi determinanti delle disuguaglianze in medicina, cioè chi è più ricco, chi è più colto, chi è laureato, vive mediamente diversi anni di più di chi è più povero e meno colto e non è laureato. Allora, l'effetto di parchi urbani invece sembra funzionare come un meccanismo di riequilibrio. Non abbiamo idea di come funzioni bene questa cosa qua. Io e molti di noi non credono a influssi esoterici o a flussi vitali particolari, quindi c'è materiale ancora da discutere. Il dato di fatto è però che i numeri sono questi. Avere un parco urbano non è solo una cosa piacevole, una cosa che aumenta
la collaborazione sociale, la coesione sociale, che aumenta il benessere in generale, ma aumenta gli anni di vita, che è uno degli indicatori duri cosiddetti della medicina. Cioè non è che se facciamo un questionario e la gente dice sto meglio, no? Aumenta la quantità di anni di vita. Bene, la seconda e ultima considerazione brevissima riguarda la modalità di costruzione del nuovo parco urbano. Costruire un parco urbano è un progetto che è capace di modificare profondamente l'urbanistica e la vita delle popolazioni, delle comunità che ci vivono attorno. E siccome ha queste caratteristiche, le caratteristiche che deve avere il parco urbano, i bisogni a cui deve dare risposta, che sono diversi, variegati, devono essere largamente e lungamente discussi con la comunità. Non è possibile fare un buon parco urbano se non c'è un'amplissima e lunga discussione, accanita, anche feroce, discussione con la comunità che lo ospiterà. Perché solo i progetti che crescono dopo aver partito questa gravidanza hanno come risultato del parto degli organismi vitali, e noi a Verona abbiamo un esempio storico importante che è la nascita del Parco di San Giacomo. Il Parco di San Giacomo è tutta una storia a sé, andrebbe raccontata, andrebbe dedicato del tempo di discussione. È stato il prodotto di una accanita volontà della collettività, e il risultato è che è un parco molto utilizzato e molto utile. Per tentare di attivare questo tipo di discussione larga, nel 2014 in questa sala degli accademici abbiamo organizzato una discussione appunto sul parco ferroviario urbano, e è per questo che oggi sono particolarmente lieto che a distanza di 10 anni ci sia stata questa proposta del Comitato di Verona Sud. È una cosa che mi fa molto felice. Buonasera a tutti, sono un po' intimidita, guardo questa sala meravigliosa e dico la verità, mi si aprono proprio gli occhi. Bene, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue online. Il Comitato di Verona Sud vi dà il benvenuto. Abbiamo organizzato questo convegno su un progetto, quello del Parco Alex Calomergi, che ci sta molto a cuore e per il quale ci stiamo impegnando da parecchi anni. Abbiamo invitato tutti i cittadini e gli amministratori locali e non solo, che ringraziamo per la loro disponibilità sia in presenza che in streaming. Con questo convegno il Comitato di Verona Sud vuole contribuire alla pausa di riflessione lanciata dall'amministrazione del Comune di Verona sul destino di tutta l'area delle scalomergi della stazione di Verona Portanuova. Parliamo di una vasta area di circa 450.000 metri quadrati, oggi di proprietà delle ferrovie, che in piccola parte ospiterà la futura stazione della TAV, mentre il resto, un'area enorme di circa 380.000 metri quadrati,
dove oggi c'è lo scalo merci, sarà liberata probabilmente entro il 2028. La riqualificazione di questo grande interscambio, lo scalo merci, rientra nel quadro delle massicce opere per la TAV, da poco iniziate e oggi in corso. Adesso si impone una breve ricapitolazione degli eventi. 2019. Il Comune di Verona adotta un piano per la riconversione in parco urbano dell'ex scalo merci della stazione centrale di Verona Porta Nuova. 22 gennaio 2020. L'azienda ferroviaria RFI, proprietaria dell'area, d'intesa con il Comune di Verona e la Regione Veneto, lanciava un bando di concorso. Il bando chiedeva di presentare progetti in cui almeno il 50% dell'area di 450.000 metri quadrati fosse riservata a parco. Ottobre 2021. Signa Group, un'azienda austriaca che costruisce centri commerciali di lusso. Emergeva come vincitrice del bando per la rigenerazione urbana della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il piano di riqualificazione vincitore vanta un grande prato verde, alberi lungo la ferrovia, una passeggiata, ma anche alberghi, negozi, un tunnel per le auto e parcheggi, insomma una buona fetta di cementificazione. Nel giugno scorso, 2022, si svolgono le elezioni amministrative e la nuova maggioranza, la Giunta Tommasi, che si insedia in comune nell'estate, decide di sospendere ogni decisione e prendere una pausa per riflettere sul destino dell'area. Ecco il punto dove ci troviamo adesso, nel mezzo della pausa di riflessione. La posizione del Comitato è nota. Noi, per il destino dello scalo merci, chiediamo la totale riconversione a parco o bosco urbano. Si tratta di ragioni climatiche, ambientali, sanitarie che sono davanti agli occhi di tutti, a tutti coloro che, nella città che fu di Dante, vogliono vedere. Assistiamo straniti a siccità in estate come fuori stagione, il caldo e afa sono estremi, soprattutto nel periodo estivo. I livelli di inquinamento da PM sono cronicamente sopra i livelli di rischio per la salute umana, non da ieri, ma da oltre 20 anni. Con inevitabili ricadute sulla salute di tutti noi. Pare che sia in rialzo il mercato di chi compra o affitta casa in collina, ma come dare torto a chi se ne vuole andare? Non possiamo inoltre tacere la carenza di spazi verdi, di svago, di incontro, soprattutto nelle periferie, in particolare in quella sud, martoriata da opere cosiddette di riqualificazione. Ormai il credito del verde di Verona si aggira sui 2 milioni di metri quadrati. Mi fermo qui, ma dovevo spiegarvi perché perorare questa causa, perché possiamo, dobbiamo e vogliamo trasformare tutta quell'area, ultima speranza per la nostra città, da scalo merci in grande parco o bosco, davvero polmone verde necessario, improcrastinabile e giusto. Per perorare questa causa, ossia rendere verde tutta l'area disponibile dell'ex scalo merci, abbiamo chiesto ad alcuni ospiti di raccontarci le loro esperienze, di darci il loro consiglio, di rispondere ad alcune domande precise sui temi, crediamo, centrali per noi cittadini e per l'amministrazione della città. Ecco quindi il tema di questa sera, da scalo merci a bosco urbano. Allora passo a introdurre i relatori. Alla mia sinistra, ecco, l'architetto Ballestriero, paesaggista e coautore del master plan allo scalo, dell'Associazione Italiana di Agricoltura del Passaggio. E io voglio ricordare che il master al parco allo scalo è quello che è stato commissionato dal Comitato Verona Sud ancora nel lontano 2016. Buonasera architetto. Poi abbiamo il professor Ingo Kovarik dell'Università di Berlino che ha accettato il nostro invito. Buonasera professore. Buonasera. Grazie per aver viaggiato da Berlino fino alla nostra bella città. Ingo ci porterà in alcune città tedesche, Berlino in particolare, che ha realizzato grandi parchi, anche boschi, dove fino a poco prima c'erano ex scali merci ferroviari, proprio come oggi da noi a Verona. Il professor Kovarik sarà supportato da 2 traduttrici che saluto
e ringrazio. Abbiamo poi l'ingegner Tapparello, CEO della GAP Service SRL Padova, specializzata in bonifiche ed ordini bellici ed agenti inquinanti negli ex cali ferroviari. Direi un tema piuttosto spinoso che finalmente affrontiamo globalmente. Buonasera ingegnere e grazie anche a lei di essere intervenuto. Ducis in fundo, Cristina Guarda, consigliere regionale del Veneto, che ci parlerà di politiche e strumenti di sostegno al verde urbano. Grazie caloroso alla nostra Guarda che è venuta anche con qualche difficoltà fisica, ma in gambe brillante come sempre. Il moderatore è il nostro professore Eugenio Mantovani, ricercatore dell'Università di Bruxelles. E a questo punto io ho una voce stentorea, quindi posso parlare. Ci saranno presentazioni di 20 minuti. Grazie. Ecco, buonasera a tutti, io sono il moderatore e procediamo in questo modo. Avremo presentazioni di 20 minuti, a cominciare dal paesaggista Alberto Ballestriero e poi dal professore Ingo Kovarik. Avremo quindi una pausa in cui potrete fare delle domande e poi continueremo con le altre due presentazioni, anch'esse di circa 20 minuti. Vi ringrazio per annotarvi le domande, spegnere o silenziare i cellulari. Saluto chi ci segue online, se avete delle domande scrivetele e il nostro amico Enrico Ballestriero le annoterà. Alberto, prego. Grazie Eugenio. Buonasera. Ecco, volevo iniziare innanzitutto presentando l'oggetto della discussione, di cosa stiamo parlando, di questo cuneo di binari inserito nella città di Verona, un cuneo che a nord si attesta vicino a Porta Nuova, quindi un'area che anche dal punto di vista strategico per la città come servizio di verde è molto vicina al centro storico. E quindi i benefici che potrà dare saranno per tutta la città, non solamente per un quartiere. Nel lontano 2007 la variante 282 del Comune di Verona decretava che tutta la superficie di 45 ettari fosse prevista come verde pubblico. Questo è un primo dato, questo è l'estratto della variante del 2007. Allora nel 2016, come ha ricordato prima Lucina, il comitato si è attivato e ha voluto presentare una proposta al Comune che fosse in sintonia con quanto previsto dal Comune, cioè tutta l'area a verde. L'ispirazione ci è venuta da questo parco di Berlino, di cui dopo ci parlerà l'ingegnere, in cui è stato realizzato un parco pubblico. Un parco di 26 ettari di verde con aree attrezzate. Questo, il nome del parco vuol dire triangolo delle rotaie ed è l'intersezione di 3 linee ferroviarie e conferma il legame che ha con il territorio. Questo è il master plan del 2016 del Comitato di Verona Sud. Quali erano gli obiettivi del parco proposto dal Comitato di Verona Sud? Inserire un cuneo verde nella città come difesa dal traffico e dall'inquinamento, dalle avversità ambientali e climatiche,
e che abbia delle caratteristiche di sostenibilità, resilienza e biodiversità, escludendo la cementificazione, qualsiasi cementificazione del suolo. Creare spazi verdi che favoriscono la protezione della salute, con funzioni ricreative, sociali e di aggregazione, ed essere parte integrante di un sistema del verde più ampio, che avrebbe come elemento di connessione l'anello verde, un anello verde intorno alla città di Verona, che congiunge il parco all'Adige, la collina, i forti e le mura magistrali, le antiche corti agricole, le cave e la spianà. Le connessioni che sono state previste nel parco sono tutte a basso impatto ambientale, traffico motorizzato solo per i mezzi di servizio. Il parcheggio era previsto a quel tempo, probabilmente oggi è superato, ma era previsto un parcheggio scambiatore interrato e non di superficie a raso. Niente parcheggi a cielo aperto. Tutti i percorsi ciclopedonali sono di tipo drenante, quindi niente asfalto o materiali impermeabili, per congiungere i quartieri delle Golosine di Santa Lucia, Borgo Roma, Borgo Milano. Oltre naturalmente a quello che ho detto prima, il centro storico di Verona. Il perimetro era previsto intorno al parco una fascia forestata della larghezza che poteva avere intorno dai 20 agli 80 metri, avente funzioni di filtro per filtrare, appunto, oltre alle polveri, i rumori e anche le visuali. La fascia forestata perimetrale aveva anche ovviamente la funzione di mitigazione delle temperature estive, l'assorbimento della CO2. E questa fascia forestata non era, potrebbe essere realizzata non solamente con le piantumazioni di tipo vivaistico, ma si potrebbe prestare anche a diversi esperimenti. Uno di questi esperimenti potrebbe essere di racchiudere determinate porzioni di parco e lasciare che la natura faccia il suo corso, e quindi sarebbe interessante studiare l'evoluzione spontanea del verde. Un po' come è avvenuto, non so se avete presente, alla cava Speziala, una cava che è stata dismessa e in pochi anni è diventato un bosco con oltre 30.000 piante. La perdita di diversità biologica è una delle conseguenze più devastanti causate dalle azioni umane. Ecco, il parco vorrebbe essere un luogo dove sia possibile, coinvolgendo anche le istituzioni pubbliche, come per esempio il Museo di Scienze Naturali, osservare partendo da zero l'insediamento della vegetazione e della sua fauna. Questo detto è una delle formule che potrebbero essere usate, quindi potrebbe essere un parco anche a basso costo. Da qui potrebbero derivare anche utili indicazioni sull'adattabilità delle piante in ambito urbano, consentendo anche risparmi di manutenzione e di acqua. Poi sono previsti orti urbani. Gli orti urbani non sono solamente delle zone dove gli anziani possono svagarsi, ma possono essere delle ottime occasioni di rigenerazione della città, oltre alla produzione di cibo,
Anche qui sperimentazione didattica, salutare movimento fisico, aggregazione, recupero del disagio sociale, presidio del territorio. Quindi gli orti urbani sono importantissimi in un parco di questo tipo. Poi possono esserci prati, alberi e giardini come sono presenti in tutti i parchi. Alberi e arbusti per la creazione di zone ombrose. L'importanza delle piante in questi periodi in cui nelle città si creano delle bolle di calore è importantissima, e avrete sperimentato tutti quanti la differenza che passa tra stare sotto un albero o stare in mezzo a una strada asfaltata, il tipo di beneficio che si ha. Poi ci saranno viali, alberi e arbusti per accompagnare i percorsi. Non è previsto nemmeno, come è stato detto prima, nemmeno 1 metro cubo di nuove costruzioni. Zone da picnic, negli ingressi perché il parco avrà diversi ingressi, essendo molto ampio, avrà diversi ingressi, e gli ingressi principali ci saranno i campi gioco per bambini. Una zona sportiva polivalente, in cui si potrà giocare a pallacanestro, pallavolo, calcetto. Un palco stabile all'aperto per gli spettacoli. È previsto di risolvere il problema dei drenaggi delle acque all'interno del parco, cioè il parco non graverà assolutamente sulle aree esterne per lo scarico dell'acqua, ma dovrà avvenire all'interno, questo per evitare un aggravio della portata idrica della rete fognante. Qualche dato: su 450.000 metri quadrati di estensione, 100.000 metri quadrati di fasce di forestazione perimetrale, aree prative 215.000 metri quadri, orti urbani 17.000, piste ciclabili 5 km e mezzo, percorsi pedonali 7 km. Ecco, quali sono i benefici del parco? Ma qui sembrerebbe anche inutile soffermarsi, è già stato detto anche prima che i benefici del parco sono numerosissimi, dal benessere fisico e mentale, alla riduzione dei flussi delle acque piovane, al contenimento delle isole del calore, al miglioramento della qualità dell'aria, fornire habitat per la biodiversità. Non solo, ma ci sarà anche un beneficio di tipo immobiliare, nel senso che tutte le aree intorno al parco naturalmente acquisteranno più valore, perché se c'è un parco completamente verde, anche intorno la periferia Verona Sud verrà riqualificata anche dal punto di vista del valore immobiliare. È stato ricordato prima lo studio che è stato fatto tra l'US 20 di Verona e la Facoltà di Architettura di Venezia, in cui emerge che la percentuale delle malattie croniche è sensibilmente minore tra chi abita a meno di 1 chilometro dai parchi, e il verde può mitigare efficacemente le principali avversità climatiche e ambientali, offrendo numerosi benefici per la città. Il parco è un investimento economico anche. Il Comitato per lo Sviluppo del Verde, istituito dal Ministero dell'Ambiente, ha stimato nel suo rapporto 2017 che il valore complessivo degli servizi ecosistemici in Italia era pari a 338 miliardi di euro.
Quindi ai fini della spesa pubblica investita sul verde non è una spesa a perdere, ma è investire sull'abbattimento della spesa sanitaria. E quindi la conclusione logica è che come si trovano le risorse per costruire un ospedale, una scuola, una strada, così si devono trovare le risorse per la costruzione del parco. Ecco invece qual è stato l'accordo della precedente amministrazione sborina con le ferrovie. Questo è l'addendum che è stato fatto il 5 luglio 2019, in cui si dice che verranno realizzate all'interno del parco il 50%, ci sarà un mix di strutture a carattere turistico ricettivo e attrezzature di interesse collettivo e sportivo. Ma poi aggiunge che la proposta di trasformazione urbanistica dovrà perseguire la soddisfazione dell'interesse del Comune di Verona e della Regione Veneto di riqualificazione e assicurando la redditività economica dell'operazione. Questo tradotto cosa vuol dire? Che saranno cementificati da subito oltre 230.000 metri quadrati di suolo, che potrebbero aumentare se l'operazione immobiliare non sarà remunerativa. Ci si chiede, sono necessari questi volumi edilizi? Allora, a Verona c'è una situazione oltre 10.000 immobili vuoti, con un alto tasso di denatalità. Ogni anno nascono 500 bambini in meno. Quindi l'accordo del Comune, non essendoci una necessità oggettiva, l'accordo del Comune con le ferrovie per costruire altri edifici è quindi solamente speculativo. La precedente amministrazione, nonostante le promesse elettorali, insisteva sul fatto che per fare i parchi occorre investire sulla cementificazione, in sostanza diceva questo. L'attuale amministrazione è un po' più ambigua, ma in sostanza conferma che senza nuova edilizia il parco è insostenibile economicamente. Allora a questo punto io vorrei fare 4 domande aperte agli amministratori. Come può il Comune ritenere sostenibile il consumo di almeno 230.000 metri quadrati di suolo? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, no, mi soffermo un attimo sulla prima domanda. Il rapporto 2022 dell'ISPRA dice che il consumo del suolo supera i 2 metri quadrati al secondo e nel 2021 sfiora i 70 km quadrati di nuove coperture artificiali in un solo anno. I valori percentuali più elevati sono nel Veneto. Il Veneto è la regione con la maggior superficie di edifici rispetto al numero di abitanti. Ha 147 metri quadri di edifici per abitante. E Verona è la città veneta con maggior consumo di suolo. Secondo l'ISPRA, le costruzioni edilizie con le relative strutture, oltre a determinare la perdita permanente e irreversibile del suolo fertile, causano frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche. Inoltre c'è una maggior richiesta naturalmente di trasporti, di consumo di energia, dell'inquinamento acustico, degli inquinanti atmosferici e di gas serra. Quindi a cascata il consumo del suolo produce delle conseguenze ambientali che in questo periodo che stiamo vivendo risultano, io dico, abbastanza insopportabili. Ma anche l'imprenditoria italiana più illuminante si sta apertamente schierando contro il consumo di suolo. 2 esempi per tutti. Casa Artigiani, l'associazione di categoria dei costruttori, denuncia che Verona, con oltre il 14% di consumo del suolo, è tra le prime città italiane per consumo di suolo. Il presidente propone di convertire capannoni in disuso in aziende green. Ma anche un altro imprenditore, Carlo De Benedetti, ha detto che il consumo del suolo oggi è la più grave emergenza ambientale in Italia.
La seconda domanda che vorrei fare all'amministrazione è questa: il Comune è proprio sicuro che cementificando metà del parco farà gli interessi dei cittadini in un momento in cui i cambiamenti climatici stanno compromettendo la sopravvivenza dell'umanità? La terza domanda è: perché il Comune non interpella la cittadinanza come previsto dal regolamento sul verde? Il regolamento sul verde vigente prevede che venga nominata una consulta e i cittadini vengano sentiti sulle questioni ambientali sul verde più importanti. La domanda numero 4, e finisco: piuttosto di condizionare le generazioni future con pesanti scelte irreversibili, non sarebbe preferibile sospendere la decisione di cementificare? Ecco, la natura, a nostro malgrado, sta prendendo possesso del luogo. Se voi andate lì al Parco allo Scalo vedrete che in più parti comincia a crescere la vegetazione. Quindi basta aspettare, questo è un altro dei sistemi che potrebbe essere, basta aspettare, avremo un parco da solo. Grazie Alberto, sono sicuro che avrete delle domande, tenetele, e adesso invito il professore Kovarik a prendere posizione. Alberto, vieni un po' in qua. Allora, funziona così, non abbiamo una traduzione simultanea, quindi il professore parlerà nella lingua di Goethe e poi abbiamo una traduttrice, quindi cercate di essere un po' pazienti. Sì, un attimo solo che aiuto. Eccolo lì. Porta pazienza che non vorrei fare danni. Eccola lì. Kovarik. Buonasera a tutti, sono Ingo di Berlino ma non parlo italiano. Aber ich bin sehr glücklich, eine sehr gute Übersetzerin an meiner Seite zu haben. Scusate, ok. Okay. Was wir gerade gehört haben, war eine sehr eindrucksvolle Präsentation und ein sehr eindrucksvolles Konzept. Und ich bin sehr froh, das hier kennenzulernen, weil ich nämlich aus Berlin weiß, wie wichtig solche Bürgerbewegungen sind, um die Realität zu verändern. Deswegen freue ich mich, dass ich einige Erfahrungen aus Berlin hier mit Ihnen teilen darf. A turno. Ok, allora sono molto contento di essere qui stasera. Intanto complimenti per la presentazione molto interessante del mio collega e sono felice di conoscervi, di essere qui e di portare l'esperienza di Berlino, anche perché mostra come l'impegno dei cittadini possa veramente andare lontano e dare poi dei risultati. Zwischen einer Idee für einen neuen Park und der Realisierung dieses Parkes können manchmal ein paar Tage verstreichen. Es dauert Zeit. Aber es gibt manchmal auch Wunder. Und ich möchte in meiner Präsentation Ihnen 3 Wunder präsentieren.
Sì, tra l'idea di realizzare un parco e la concretizzazione chiaramente non succede dall'oggi al domani, ci vuole tempo, ma appunto questi miracoli succedono e oggi voglio presentarvi 3 miracoli. Wunder haben manchmal eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte in Berlin fängt nicht bei Adam und Eva an, sondern Berlin ist ja eine sehr viel jüngere Stadt als Verona am Ende des 19. Jahrhunderts. Hier wurde Berlin eine Eisenbahnstadt. Berlin wuchs sehr schnell und um das Zentrum herum entstand ein Ring an Kopfbahnhöfen, ähnlich wie in Paris. Wir sehen also eine Ringbahn, die das Zentrum umgibt, und an dieser Ringbahn sind viele Kopfbahnhöfe, sehr, sehr große Bahnanlagen, die alle mit Güterbahnhöfen verbunden waren. Sì, allora un miracolo chiaramente ha sempre una storia che lo precede e non dobbiamo andare indietro fino ad Adamo ed Eva, ma alla fine dell'Ottocento in Germania, Berlino, una grande città, una città in fermento, in costante crescita e una storica città ferroviaria. Infatti alla fine del 1800 a Berlino c'era questo sistema ferroviario, questo anello che circondava il distretto centrale della città e che collegava le grandi stazioni ferroviarie di testa di Berlino, che erano a sua volta collegate con i vari scali merci. Der zweite Teil der Vorgeschichte hängt mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Berlin wurde sehr stark zerstört. Sie sehen hier das Zentrum und in der Mitte des Bildes auch einen großen Bahnhof. Sehr viele Bomben sind auf das Zentrum Berlins gefallen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, Sie wissen das, wurde Berlin geteilt in 2 Hälften. Und, das ist das Interessante, die Bahnanlagen im Westteil Berlins wurden wenig genutzt, ganz einfach, weil die Verwaltung der DDR hierfür zuständig war und die hat den Betrieb der Bahnanlagen sehr stark reduziert. Deswegen sind viele Bahnanlagen brach gefallen. Sì, allora alla fine della Seconda Guerra Mondiale troviamo Berlino in molte sue parti distrutta da bombe, da attacchi e questo include anche gli impianti ferroviari, gli scali merci. Quello che è interessante è che appunto dopo la guerra, appunto Berlino essendo divisa, i diritti su questo sistema ferroviario sono tutti di Berlino Est, per cui le aree dismesse delle zone appunto ferroviarie, gli impianti ferroviari rimangono abbandonati perché la Berlino Est non ha nessun interesse a promuovere appunto o a rinnovare il traffico ferroviario nella Berlino Ovest. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Wunder. Es ist die Rückkehr der Natur. Und man kann das in Berlin so gut erleben, weil die Vorgeschichte so besonders ist. Wir sehen hier einen großen Güterbahnhof. Es könnte Verona sein, es ist Berlin. Und dieser Güterbahnhof ist Mitte der 50er Jahre brachgefallen und 40 Jahre später sah es dort so aus. Und das Spannende ist, von dieser Natur ist nichts gepflanzt. Alles ist von selbst gekommen. Das ist das Wunder der Rückkehr der Natur. Quindi il primo miracolo è la riconquista da parte della natura di territori abbandonati. In questo caso abbiamo uno scalo merci, che è lo scalo merci Südgelände, dove potete vedere appunto com'era la situazione iniziale, dove avete visto dalle slide, e in 40 anni praticamente di abbandono la natura riconquista il suolo e la cosa molto interessante è che nessuna di queste vegetazioni che vedete è stata piantata, ma tutto è venuto da sé, quindi è stata tutta una crescita spontanea. Berlin war auch ein Zentrum stadtökologischer Forschung und deswegen haben wir sehr gut verstanden, wie sich eine solche Besiedlung vollzieht. Und das ist überall in Europa dasselbe Prinzip, mit anderen Pflanzen, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Es fängt von links nach rechts, es fängt mit Pionierstadien an. Nach 15 Jahren gibt es eine
strukturierte Vegetation mit Wiesen, mit einzelnen Gehölzen und dann kommt der Wald. Nach 20, 25 Jahren vielleicht der erste Wald. Wie schnell das geht, hängt vom Klima ab, von den Böden, aber im Prinzip ist das der Gang der Natur, das Wunder der Wiederbesiedlung. Allora, Berlino è anche una città che ha sempre svolto molta ricerca in ambito ecologico e si è sempre studiato come questa natura urbana si sviluppi. E, sebbene appunto le trasformazioni possono essere diverse in varie aree, superfici, il processo è lo stesso, quindi si ha una fase iniziale, una fase pionieristica, diciamo, poi inizia la formazione di erbe e arbusti, dopo circa 15 anni si forma appunto il prato e dopo circa 25 anni si ha la prima formazione del bosco. Quindi la natura piano piano riconquista il suolo ed è questo il primo miracolo. Und wir können also sagen, dass jeder künstliche Ort wieder mit Pflanzen und Tieren besiedelt wird. Manchmal fehlt die Fantasie, aber tatsächlich jeder Ort. Das geht von selbst. Und die Unterschiede bei den Böden, bei den technischen Relikten sorgen dafür, dass das Ergebnis immer verschieden ist. Wir haben viele Bahnhöfe in Berlin, alle sehen heute auch anders aus. Das ist letztendlich der Beitrag der Stadt zur Bewahrung der biologischen Vielfalt. Sì, e si può dire che in ogni sito artificiale che venga abbandonato viene sempre ricolonizzato dalla natura, da piante e animali. E quello che cambia, quindi la variazione nei terreni, soprattutto in caso di relitti tecnici come è il caso delle ex stazioni, ex siti ferroviari, il risultato è sempre diverso perché quello che viene lasciato sul terreno è sempre diverso. Infatti ci sono tanti esempi di ex scali merci, ex stazioni convertite in parchi dove la natura ha riconquistato il suolo e i risultati nella vegetazione sono sempre diversi ed è questo il contributo urbano alla conservazione della biodiversità. Und dann kommen wir schon zum zweiten Wunder. Es ist die Umwandlung der Bahnhöfe in neuartige Parke. Und tatsächlich, Sie erinnern sich, das waren alles Bahnhöfe, haben wir hier in Berlin nicht nur auf dem Gleisdreieck, sondern auf vielen anderen Bahnhöfen heute neuartige Parkanlagen, die man in verschiedene Gruppen einteilen kann. Das sind Beispiele für neue Parkanlagen auf alten Bahnhöfen in Berlin. Il secondo miracolo è la trasformazione di ex stazioni ferroviarie o scali merci in parchi e in questa slide potete vederne alcuni esempi. Quindi abbiamo visto all'inizio tutto il sistema ferroviario e tutti questi punti, tutte queste ex stazioni o scali merci sono diventate parchi urbani. Ich zeige Ihnen jetzt die drei Typen ganz kurz. Es sind zum einen traditionelle Parks von der Gestaltung her, wie etwa dieser Che potete vedere è sorto proprio al centro di un centro densamente edificato, Kreuzberg, ed è un parco con grandi aree aperte, aree verdi, dove si possono ancora trovare dei resti, dei relitti, tra virgolette, della sua origine, ed è un parco davvero di successo molto amato a Berlino. Der Mauerpark liegt an der Grenze zwischen Ost- und Westberlin. Das war das Gebiet der Berliner Mauer und der Park verbindet heute weite Teile Berlins und er hat viele einzelne Angebote und eine große offene Fläche in der Mitte. Und was sehr nett ist, wie Menschen informelle Veranstaltungen organisieren. Hier wurde eine Arena angelegt, Arena di Berlino. Und ein Engländer hat angefangen, Karaoke-Veranstaltungen zu machen. Er hat es einfach gemacht und heute ist es eine Institution mit Tausenden von Menschen, die jedes Wochenende kommen. Nicht im Winter, aber im Sommer. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, wie ein solcher Park von der Bevölkerung in Besitz genommen werden kann.
Un altro esempio è il Mauer Park, che è il parco creato dove prima c'era il muro di Berlino che divideva Berlino Ovest e Berlino Est, e oggi invece c'è appunto questo parco che collega le due parti della città, e anche questo ha una grande area aperta, grande area verde al centro, ed è molto utilizzato dai cittadini, dagli abitanti, ha tanta offerta, quindi tante possibilità di utilizzo, ed è interessante pensare come vengano organizzati anche degli eventi molto informali dai cittadini, come serate di karaoke d'estate o altri eventi di questo tipo. Ich zeige einfach ein paar Aspekte von diesem Park, welche Bereiche dort vorhanden sind für alle Altersklassen, für Kinder, für Jugendliche, ruhige Bereiche, aber auch so etwas wie ein Kinderbauernhof, denn wir wissen, es gehört auch zu den Krisen heutzutage, dass die Kinder den Bezug zur Natur zu verlieren drohen. Jedenfalls in Deutschland ist das der Fall. Die Kinder kennen mehr Autos als Pflanzen. Sie verbringen einen großen Teil ihres Lebens mit elektronischen Geräten, und gerade solche Angebote sind sehr, sehr wichtig. E ha mostrato appunto alcune offerte del parco per tutte le fasce d'età, quindi ci sono zone più tranquille, ma ci sono anche delle zone pensate per i bambini, come la fattoria didattica per i bambini, ed è molto importante, soprattutto nei tempi recenti in cui c'è il rischio per i bambini, soprattutto nelle grandi città, che passino più tempo con le tecnologie piuttosto che a contatto con la natura. Es gibt eine weitere Typologie von Parken, neuartige Stadt-Naturparks, und den haben Sie schon gesehen. Hier hat man eine Grundinfrastruktur gebaut, Wege, man hat Kunstwerke gebaut. Jeder weiß, der einen solchen wilden Wald sieht, das ist etwas Besonderes, das hat Geld gekostet. Und ein Teil dieses Parkes ist auch als ein Naturschutzgebiet geschützt. Wir können dort mitten in der Stadt einen richtig wilden Urwald erleben. Und das Tolle dabei ist, es sind ein paar Schritte vom Bahnhof und Sie sind in einer solchen neuartigen Wildnis. Un secondo tipo di parco urbano sono invece questi nuovi parchi, una nuova natura urbana, diciamo. E un esempio è il Naturpark Südgelände, che abbiamo visto anche prima, e qui potete vedere nella slide prima l'infrastruttura di base. Sono state previste delle varie zone, vari percorsi per le persone che lo visitano, e al suo centro ci sono anche opere d'arte che sono state commissionate, che si trovano all'interno del parco, e al centro vi è una zona, proprio una riserva naturale, quindi a 2 passi dalla stazione, quindi proprio in centro città, si può trovare un vero bosco, cioè una realtà totalmente spontanea, e la natura è lasciata proprio al suo corso, al suo sviluppo. Und schließlich gibt es Parke, die traditionelle Elemente mit neuartigen, wilden Naturelementen verbinden. Und das Beispiel haben Sie schon gesehen, den Park am Gleisdreieck bei meinem Vorredner. Er hat verschiedene Teile, die sehr unterschiedliche Funktionen haben. Und das Besondere dabei ist, er verbindet Teile Osten und Westen bei den Bezirken, und es gibt auch eine große Nord-Süd-Verbindung. Und das war eine wichtige Argumentation für die Anlage dieses Parkes mitten im Zentrum von Berlin, dass er hier die Stadt verbindet und neue Flächen für Menschen schafft, die sonst keinen Zugang zum Grün haben. Poi abbiamo un terzo tipo di parco, che è il parco ibrido, cioè ha degli elementi di novità, come poteva avere il parco Südgelände, di natura selvaggia, ma anche degli elementi di un parco tradizionale urbano. Questo parco, di cui abbiamo parlato anche prima, è costituito da diverse parti, molto diverse tra loro e con diverse funzioni. È una cosa anche importante che collega varie parti della città, sia nord-sud che est-ovest, ed è stato uno anche degli argomenti grazie ai quali è stato poi realizzato, oltre che per dare una zona verde ad un quartiere dove di verde ce n'era poco. Und
was die Leute begeistert, ist die Nähe zur Eisenbahn. Am Anfang war die Angst da, das ist so laut, das ist so nah, aber es macht ein besonderes Image dieses Parkes aus, eine besondere Qualität. Niemand stört sich, wenn hier ein Schnellzug vorbeifährt. Es macht den Park tatsächlich besonders. Man kann hier Naturwaldinseln durchwandern, durchlaufen auf sicheren Straßen mit Licht. Es gibt viele Angebote für Kinder, für Jugendliche. Das ist aufwendig, das hat den Park etwas teuer gemacht. Es ist aber sehr, sehr erfolgreich. Alle Altersklassen finden hier etwas und was ich besonders gut finde, ist hier ein sogenannter Naturerfahrungsraum für Kinder, wo Kinder mit dem Boden arbeiten können, mit Wasser arbeiten können, wo sie Pflanzen zerstören können, sie können interagieren, sie können mit der Natur in Kontakt kommen. Sì, allora, dei vari aspetti di questo parco. Innanzitutto la vicinanza alla ferrovia, che all'inizio poteva un po' spaventare, invece è diventata proprio un tratto caratteristico del parco e che è molto apprezzato dai visitatori. Poi la possibilità di attraversare delle zone con una natura più selvaggia tramite dei percorsi sicuri, dei percorsi illuminati e anche infine anche l'offerta per i giovani e i bambini che sicuramente hanno reso il parco più costoso ma lo hanno reso anche più di successo. Ci sono delle zone dove si può praticare sport, dove si può giocare per i bambini e anche un'area che è molto apprezzata è quella dove poter fare esperienza naturalistica con i bambini, cioè i bambini possono proprio giocare col fango, sporcarsi le mani, avere contatto con la natura e questo è importante. Es gibt auch interkulturelle Gärten, wo Leute aus der Nachbarschaft mit verschiedenen Herkünften zusammenkommen, ein wichtiges Integrationselement. Kleingärten sind auch hier integriert worden. Und was spannend ist, dass hier bei der Gestaltung der neuen gärtnerischen Flächen, denn das Gleisdreieck war in großen Teilen zerstört durch Baumaßnahmen, dass hier die Naturentwicklung nachgeahmt worden ist. Man hat hier ein Schotterfeld künstlich aufgeschüttet, um einen Standort zu schaffen, der für die Biodiversität sehr wichtig ist, der auch sehr attraktiv ist und das passt sehr gut mit den Resten der Wildnis zusammen. Und sowas wird hier auch neu gemacht, indem man solche Flächen anlegt, die sich dann selbst besiedeln können. Sì, sempre in merito agli aspetti del parco c'è anche un giardino interculturale dove appunto le persone che abitano nei dintorni, persone con diverse origini possono incontrarsi ed è un punto di incontro importante, un elemento importante di integrazione. La cosa anche curiosa e interessante è che è stata poi anche copiata, diciamo, lo sviluppo spontaneo della natura è stato poi imitato e sono stati piantati altri alberi proprio imitando la natura per seguire il suo sviluppo. Man ist aber auch sehr schnell in der Wildnis und kann sie hier entdecken, erobern. Man kann auf kleinen Pfaden da durchgehen, kommt dann schließlich in große offene Bereiche und ist unter dem Himmel von Berlin. È molto interessante anche la distanza ma allo stesso tempo vicinanza delle parti dedicate alla natura selvaggia, quindi è molto facile, sono molto vicine, è molto facile accedervi, ma allo stesso tempo si può tornare molto velocemente nelle parti più ampie e più libere e negli spazi aperti. Und damit kommen wir zum größten Wunder. Wie konnte das alles möglich werden? Und die Erfahrung aus Berlin ist tatsächlich, dass es eine Koproduktion ist, eine Koproduktion vieler Akteure und über einen Zeitraum häufig von vielen, vielen Jahren. Und darüber möchte ich jetzt ein wenig sprechen, über die Akteure und auch über die Rolle der Partizipation dabei. Il miracolo più grande è come si è riusciti a realizzare questi parchi. Sicuramente si tratta di una coproduzione, quindi di tanti attori che hanno contribuito alla creazione di questi parchi e di un periodo di tempo lungo, quindi tanti
tanti anni ci sono voluti per arrivare alla realizzazione, e adesso appunto mi soffermerò su questi diversi attori che hanno contribuito. Die ersten Akteure, das waren die Bahn. Die Bahngesellschaft, die hatte Interesse daran, ihre Flächen gegen Geld zu verwerten. Sie wollten einfach Geld verdienen. Und das stand der Entwicklung eines Parkes entgegen. Damit kann die Bahn kein Geld verdienen. Wir wissen aber gleichzeitig, und das war die Rolle der Wissenschaft in Berlin, dass diese Bahnanlagen eine sehr große Bedeutung haben. Die Ökosystemleistung für die Natur hat ja mein Vorredner sehr gut erläutert. Ich muss das nicht deutlich machen, ich muss das nicht wiederholen. Aber das war in Berlin im Hintergrund seit 20, 30, 40 Jahren. Und dann kam die Verwaltung. Und die Verwaltung hat hier eine sehr große Rolle gespielt in Berlin, eine große Verantwortung. Und ich trenne hier die Verwaltung von der Politik. Denn die Verwaltung hat in Berlin in den 80er Jahren schon das sogenannte Landschaftsprogramm beauftragt. Das war ein Plan, die Ziele einer ökologischen und einer sozialen Stadtentwicklung zusammenzuführen für ganz Berlin. Und die Bahnanlagen sind dort als eine Idee schon als wichtiger Teil der grünen Infrastruktur Berlins dargestellt worden. Für die Menschen der Stadt, aber auch für den Umweltschutz, für die Natur, für das gesunde, gute Stadtklima. Allora, tra questi attori sicuramente c'è la società ferroviaria. Chiaramente la società ferroviaria ha degli interessi finanziari a riqualificare le aree abbandonate, che chiaramente da abbandonate non fruttano, non fruttano niente, e quindi il loro interesse è quello di riqualificare queste zone, chiaramente creando nuovi impianti in realtà. Dall'altra parte, come opposizione, abbiamo la scienza che riconosce l'importanza ecologica delle aree che si sono create negli ex territori delle ferrovie, l'importanza di questo ecosistema per la città. Non mi soffermo sui vantaggi perché li ha già chiaramente illustrati il mio predecessore, ma sono molti i vantaggi appunto delle aree verdi in una città. E poi come un terzo attore è sicuramente l'amministrazione, che viene considerata separatamente dalla politica. Quindi infatti l'amministrazione a Berlino negli anni '80 ha svolto un ruolo molto importante, perché ha integrato gli aspetti dell'ecologia e dello sviluppo anche del verde urbano all'interno delle proprie politiche. Infatti aveva cercato di creare un piano paesaggistico, aveva dato l'incarico per un piano paesaggistico che tenesse conto degli aspetti sociali e dell'ecologia, considerando questi ex impianti ferroviari come parte dell'infrastruttura verde di Berlino. Und jetzt kommen wir zur Politik. Und das ist etwas ganz Schönes. Denn die Natur ist divers und die Politik ist auch divers. Es gibt sehr verschiedene Menschen, auch Parteien. In Deutschland ist das so. Und die Mehrheit der Politiker war allerdings am Anfang in den 80er Jahren gegen diese Ideen. Es herrschte vor Skepsis, Ablehnung, und man hatte Ideen, auf den Flächen Autobahnen zu bauen, neue Stadtquartiere zu bauen. Genau das Gegenteil. Und das war der politische Mainstream, die Ökospinner und die Bürger, naja, wir wollen das nicht. Wir wollen bauen, bauen, bauen. Das war der Mainstream. Adesso passiamo all'attore politica, e dobbiamo dividere in due tipi di politica. Sicuramente negli anni '80 la maggioranza dei politici era contro questa direzione verde. Quello che volevano era la costruzione di nuove autostrade, la costruzione di nuovi edifici, quindi costruire senza pensare alle proteste dei cittadini o a questa nuova interesse verso appunto gli ecosistemi, l'ecologia della città. Jetzt kommen ihre Verwandten aus Berlin ins Spiel, und zwar die lokalen Initiativen. Seit den 80er Jahren gab es für einzelne Flächen
verschiedene Initiativen, die protestiert haben gegen die Zerstörung. Und es war eben nicht nur Protest, sondern es war auch das Vortragen alternativer Konzepte. Zum Beispiel anstelle einer Autobahntangente eine Grüntangente. Deswegen sind solche Vorstellungen, wie es werden kann, so wichtig. Und diese Initiativen haben das mit großer Kraft über viele Jahre vorangetragen und dann kam es zu etwas, was ich gleich erkläre. E poi passiamo alle iniziative locali, quindi i vostri appunto corrispondenti a Berlino. Le iniziative locali dei cittadini sono state molto importanti a Berlino per raggiungere poi i risultati che sono stati raggiunti. Non si trattava solo di proteste, ma si trattava anche di portare avanti delle idee che andassero contro quello che veniva proposto, cioè se veniva proposta un'autostrada, veniva proposta come controidea un'autostrada verde, quindi c'era comunque la volontà di dare un'idea in contrapposizione, perseguire quell'idea e in tanti anni alla fine si è riusciti ad avere i risultati. Letztendlich hat die Politik ihre Meinung geändert. Und dabei hat geholfen, dass es Wahlen gegeben hat. Und nach den Wahlen gab es andere Parteien, andere Menschen, die entschieden haben. Es war ein Fenster der Gelegenheit und es wurde die Idee vorangebracht, ja, wir wollen neuartige Parkanlagen in Berlin etablieren als ein innovatives Beispiel, um Probleme der Zukunft zu lösen. Und wir wollen das im Zuge einer sogenannten Bundesgartenschau machen, also eine Experimentierfläche, aber wir wollen keine traditionellen Parks, wir wollen wirklich innovative neue Parks machen. Das war die Entscheidung der Politik und ohne die Arbeit der lokalen Initiativen über viele Jahre wäre das sicher nicht möglich gewesen. E quindi anche la politica poi ha cambiato idea, sicuramente ha aiutato il fatto che ci fossero le elezioni, quindi c'erano nuovi politici, questi politici hanno accolto l'idea e hanno deciso sì, facciamo questi parchi, realizziamo questi parchi ma non parchi tradizionali, parchi innovativi, appunto per fare da esempio, cioè Berlino diventi l'esempio per la creazione di parchi di una nuova tipologia, di innovativi insomma, non tradizionali. Am Beispiel des Gleisdreieckparkes möchte ich kurz zeigen, wie das geklappt hat. Es gab einen Vertrag zwischen der Bahn und dem Land Berlin aus dem Jahr 2005, wo über die Zuordnung der Flächen eine Einigung erzielt worden ist. Das Gleisdreieck war damals sehr, sehr groß, muss man sagen, fast 70 Hektar. Und die Idee war, dass ein Teil bebaut wird, aber 2/3 wird Park. Ein anderer Teil in der Mitte Museum, aber das ist sehr nah am Park dran. Also die wichtige Information war, 2/3 werden bebaut, 2/3 werden Park, 1/3 wird bebaut. Ein Kompromiss. Allora, torniamo al parco Gleisdreieck per vedere in questo caso come ha funzionato, come si è svolto. C'è stato appunto un accordo nel 2005, un compromesso tra i vari attori, tra società ferroviaria, amministrazione e politica, e si è deciso che 2/3 del parco, 2/3 dell'area sarebbe diventata parco e 1/3 sarebbe diventato zona edificabile. Era previsto anche un museo all'interno, comunque molto vicino appunto alla zona destinata a parco. Um den Park dann zu etablieren, wurde ein internationaler landschaftsarchitektischer Wettbewerb veranstaltet in 2 Phasen. Und dabei war die Partizipation der Bürger sehr wichtig. Man hat im Vorfeld Befragungen gemacht, man hat die Menschen gefragt, was habt ihr für Ansprüche an den Park? Und man hat auch aufsuchende Sozialforschung gemacht. Man ist zu den Leuten hingegangen, denn zu solchen Veranstaltungen kommen nicht immer alle Leute. Deswegen ist man auch zu bestimmten Gruppen hingegangen und hat sie nach ihren Wünschen gefragt. Und diese Ideen aus der Bevölkerung
wurden bei der Ausschreibung des Wettbewerbes mit eingebracht. Dopodiché è stato indetto un concorso internazionale per la realizzazione del nuovo parco. La cosa molto importante è la partecipazione dei cittadini, è stato fondamentale il coinvolgimento della cittadinanza tramite sondaggi, ma non solo, sono state fatte anche delle ricerche appunto sociali per capire quali fossero i requisiti di questo nuovo parco che erano cari alla cittadinanza, quali erano appunto le condizioni che volevano. Queste idee, le idee che sono nate da questi sondaggi, da queste ricerche sociali, sono sicuramente state, si è sicuramente tenuto conto nella fase di elaborazione del concorso. Wichtig war, und das war eine gute Lehre, die erste Phase des Wettbewerbes war anonym. Das heißt, 86 Teams haben ihre Ideen eingereicht. Die Jury hat daraus 12 Parkentwürfe ausgewählt, 11, und danach wurden diese 11 Vorschläge öffentlich vorgestellt von den Autoren. Das ist sehr ungewöhnlich. Da haben die Autoren die Ideen der Bürgerschaft aufgenommen, auch die Ideen der Experten, der Verwaltung, und waren eingeladen, die in der Überarbeitung zu berücksichtigen. Danach wurde ein Sieger ausgewählt, das Atelier Leudel, das den Entwurf gemacht hat. Allora, il concorso si è svolto in due fasi. La prima fase era anonima, quindi sono stati presentati 86 progetti in forma anonima. Di questi una giuria ne ha scelti 11 e a questo punto sono stati presentati pubblicamente con i loro autori. Anche in questo caso la partecipazione dei cittadini è stata molto importante e è stato selezionato il progetto dello studio Leudel alla fine. Danach wurde der Park realisiert, und dabei sind viele Entscheidungen immer zu treffen. Da waren auch Bürger beteiligt, und heute gibt es letztendlich einen Parkbeirat, Bürger, Verwaltung, Experten, und man versucht eben hier viele Interessen zusammenzubringen. Eine wichtige Lehre war, dass nicht jeder seine Ideen verwirklichen kann. Man muss auch Kompromisse machen, aber das war ein sehr erfolgreiches Beispiel. Vielleicht sage ich ganz kurz nur noch, die Kosten für die beiden Hauptparkteile waren 18 Millionen Euro. Dort wurde sehr Spezielles auch gebaut. Sie haben die Beispiele gesehen, es geht sicher auch billiger. Bei anderen Parkprojekten in Berlin hat eine Stiftung sehr viel Geld gegeben, die Allianz Umweltstiftung, und das war eine wichtige Finanzquelle. Aber die Unterhaltungskosten, die trägt die Stadt Berlin mit ihren Bezirken. Quindi dopo che è stato scelto il vincitore del concorso, la partecipazione dei cittadini c'è stata anche nella fase di concretizzazione, perché chiaramente c'erano tante scelte da prendere, e ad oggi il parco è gestito da un comitato parco che è formato sia da cittadini che membri dell'amministrazione che insieme appunto raggiungono e prendono le decisioni. Un altro aspetto da citare è l'aspetto finanziario, quindi il costo del parco è stato di 18 milioni. E in questo caso sono stati pagati dagli investitori, ma in altri parchi, come per esempio il Südgelände, i finanziatori sono stati anche delle fondazioni come la Allianz Umweltstiftung, e per quanto riguarda invece i costi di manutenzione e gestione sono a carico dello Stato di Berlino. Wichtig war für die Umsetzung, dass Berlin eine eigene Abteilung gegründet hat, die sogenannte Grün Berlin GmbH. Von der Stadt besessen, aber viel freier im Management, wie eine Firma. Und das hat sich sehr, sehr bewährt und gibt viel mehr Flexibilität bei der Umsetzung. Und Grün Berlin macht große Projekte, die für die gesamte Stadt wichtig sind. Und wenn wir jetzt auf die Erfahrung von Berlin noch einmal schauen,
es sind viele Parkanlagen, alle sind sehr unterschiedlich und wir sehen letztendlich, dass innovative Parklösungen gegen viele Widerstände tatsächlich durchgesetzt werden können. Das kann vielleicht auch Hoffnung machen. Und ich bin wirklich überzeugt, dass das Bürgerengagement hier eine ganz wichtige Voraussetzung war, um hier Erfolge zu erzielen. Un aspetto importante nella situazione di Berlino è stato che è stato creato proprio un dipartimento all'interno dell'amministrazione chiamato Grün Berlin, quindi Berlino Verde, che è parte dell'amministrazione ma che ha la flessibilità quasi di una società e quindi è riuscito questo dipartimento appunto che si occupa dei progetti dei parchi, è riuscito ad attuare le decisioni, i progetti in modo molto più flessibile e molto più veloce perché aveva questa libertà d'azione maggiore. Dall'esperienza di Berlino possiamo vedere come di questi ex territori abbandonati sono sorti tanti parchi e diversi, quindi le soluzioni innovative possono essere tante e diverse, avere risultati diversi e anche andare contro molte resistenze. Quello che è stato fondamentale è sicuramente il coinvolgimento dei cittadini, senza il quale probabilmente non si sarebbero raggiunti i risultati che si sono raggiunti. Eine weitere Erfahrung ist, dass die Politiker überzeugt werden konnten, Politikerinnen auch. Und ich glaube, aller Parteien übrigens. Und ich bin auch überzeugt, wenn der politische Wille da ist, dann spielen die Kosten nicht wirklich die Rolle. Es ist eine Frage des Kopfes. Und interessanterweise sind heute in Berlin alle stolz auf diese Parkanlagen. Die Politik, die Verwaltung und am wichtigsten ist es, dass die Menschen damit sehr glücklich sind. So unterschiedlich die Parks sind, sie haben eine Gemeinsamkeit, die Menschen sind sehr, sehr stolz auf sie. Es ist ein Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung, für die Anpassung an den Klimawandel und auch für die Förderung der Natur in der Stadt. Allora, quindi appunto i politici devono essere convinti, quindi c'è bisogno di un movimento che faccia cambiare idea su queste tematiche e poi quando la politica, appunto se c'è la volontà politica, i costi non sono più un problema, cioè il costo non diventa il problema principale quando la volontà politica è dalla parte. La cosa interessante è che a Berlino appunto sono tutti molto orgogliosi di questi parchi, dai politici all'amministrazione ai cittadini, anche se sono dei parchi molto diversi, veramente raccolgono l'approvazione e l'accettazione di tutta la cittadinanza, sia come contributo alla sostenibilità per una città più sostenibile, come contributo all'adattamento dei cambiamenti climatici e anche alla biodiversità. Insofern freue ich mich, dass ich hier einige Erfahrungen berichten durfte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei der fantastischen Übersetzerin. Und es bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, Bocca al lupo, Verona. Appunto è stato contento di portare l'esperienza di Berlino e di portare appunto speranza in questa causa e ecco, vi ringrazio. Bene, io faccio un applauso a voi perché siete stati pazientissimi, nonostante la traduzione, siete stati veramente bravi, grazie della pazienza. Adesso potete sgranchirvi le gambe, se avete qualche domanda, cioè state qui, non andate via. Se avete qualche domanda, dai, mezza giornata. No, fate qualche domanda, ne raccoglieremo 3-4 e nel frattempo invito l'ingegnere Tapparello a prepararsi, bravissimo, e quindi è pronto. Chi vuole fare delle domande si rivolga a Daniele, eccola giù, ce n'è una. Mi raccomando, le domande... Domande concise. Dai, breve, sapete.
E volevo fare all'ingegnere, volevo fare una domanda precisa, cioè se può dire qualcosa di più su come sono stati gestiti i rapporti fra l'amministrazione di Berlino e le ferrovie tedesche. Bravo. Die Situation war so, dass es in Berlin sehr viele Bahnanlagen gab, die nicht mehr benötigt worden sind. Die Bahn war im Prinzip für die Parkanlagen, sie hatte aber die Verpflichtung, das Gelände nicht einfach zu verschenken. Deswegen wurde verhandelt. Und die Lösung war, dass die Bahn Vorteile hatte. Sie konnte einen Teil der Flächen vermarkten für die Bebauung, aber was auch sehr wichtig war, nach dem Umweltrecht in Deutschland müssen Eingriffe ausgeglichen werden. Die Bahn hat in Berlin auch neue Projekte gemacht und das hat dazu geführt, dass sie sehr viel Geld zahlen musste und dieses Geld ist zum Teil auch in die Parkanlagen geflossen. Insofern war die Bahn ein schwieriger Partner, ein wohlgesonnener Partner, aber sie musste auch auf ihre Kosten kommen. Allora, la situazione di Berlino, non so se hai fatto la domanda, comunque la situazione di Berlino era particolare, quindi c'erano tanti siti ferroviari non più utilizzati e quindi anche le società ferroviarie non erano sicuramente dei partner facili, però hanno dovuto scendere a compromessi. C'era anche da considerare che le società hanno poi costruito in altre zone della città e per farlo c'è una legge per cui devono poi compensare con altre aree verdi o compensare con dei finanziamenti, con dei costi, per cui hanno investito nei parchi per poter poi costruire da altre parti. Buonasera, niente, volevo dire che sentendo parlare il professore mi è venuto in mente che alcuni anni fa con la professoressa Conforti abbiamo fatto un libricino e c'era anche il parco di Sudgelände su tutte le aree inquinate, dismesse, con tutti gli inquinamenti possibili, da quello sociale a quello chimico, sono state ritrovate, le abbiamo intitolate infatti Paradisi ritrovati, tra cui per esempio un'altra zona del Goice, che probabilmente conosce bene, che lì c'era proprio un inquinamento profondo che tentava di affiorare e attraverso questa riqualificazione hanno mantenuto la profondità di questa. Vabbè, ma poi ce n'erano anche tanti altri. E sto libricino qua adesso non credo neanche che più ce ne siano copie, si chiama Paradisi ritrovati. Vabbè, a parte questo volevo solo accennare che benissimo tenere presente quello che sono la conformazione di un parco per la salute ed è stata esaminata, però per riconoscere, perché la città, perché i cittadini si riconoscano, forse varrebbe la pena approfondire anche il tema della storia, anche perché la geomorfologia che ha prodotto la città di Verona, l'idrologia, l'Adige, la collina e quant'altro, la pianura sottostante, portano ad aree, a zone con temperature diverse, con venti prevalenti, e quindi la forma della città, e qua è il tema che lo sapete ormai, sono noiosa nel dirlo, che la forma della città deve essere valutata all'interno di qualsiasi tipo di progettazione. Per cui qua, per esempio,
varrebbe la pena andare a rivedere, io avevo portato anche una diapo, ma ad ogni modo fa lo stesso, pensare a cos'è stata la via Postumia nel costruire la città di Verona, storicamente, e quindi come attraversa lo scalo merci e poi si infila nella via Mantovana. Allora riprendere questo segno e farlo sentire come segno storico, va bene? E produrre, cioè va bene tutto il resto, però dare anche questo impulso, perché più un luogo si manifesta nella sua storia. Buonina. Scusa, sono Semo. Sì, okay. Adesso la traduttrice dovrà... Sì, mi scusi, alla fine qual era la domanda? Come riprendere la storia? Era diciamo un intervento alla fine, cioè, okay. Nel senso che era voleva sottolineare... Per produrre progetti di parco. E se lui le conosce. Ok. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich habe verstanden... Attimo solo, prego. Sì? Prego. Posso? Sì. Ich habe verstanden, dass Sie darauf hinweisen, dass die Geschichte der Stadt sehr, sehr wichtig ist. Ich stimme Ihnen völlig zu, das ist so. Und Bahnanlagen bringen eine neue Ebene der Naturgeschichte in die Stadt. In Berlin war es so, dass die Böden 4-5 Meter mit artifiziellen Substraten überdeckt worden sind. Das ist eine neue Schicht der Natur und damit können wir neue Lösungen finden. Also zur Berücksichtigung der Naturgeschichte gehört auch, die neuen Beiträge aus der jüngsten Vergangenheit zu nutzen und deren Potenziale zu heben für einen neuen Park. Sì, è d'accordo, nel senso che sicuramente la storia della città è importante, è da considerare, e bisogna anche considerare che il suolo cambia, quindi quello che si trova dopo in questi impianti, ex impianti ferroviari, sono 40-50 cm di nuovo substrato artificiale, quindi anche di questo bisogna tener conto per poi sviluppare un progetto di parco. Va bene. Allora passiamo alla presentazione più esplosiva, quella sulla bonifica da ordigni bellici. Apparentemente a Berlino se la son cavata in maniera, ci spiegherà, e quindi lascio la parola all'ingegner Tapparello, prego. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, il tema di questa sera è un po' delicato. È un po' complesso sotto il profilo normativo, vediamo se riusciamo a renderlo il più semplice possibile per renderlo comprensibile a tutti. Tratteremo due temi che sono la bonifica bellica e la bonifica ambientale, nel senso che il mondo delle bonifiche, vediamo se funziona anche qui, sì, perfetto, e il mondo delle bonifiche in Italia è diciamo diviso in due macro settori, uno che riguarda la parte bellica, uno che riguarda i temi ambientali, e anche questi settori sono ulteriormente suddivisi al loro interno. Cerchiamo di partire con la parte bellica. Io parto dall'ambito dell'inquadramento normativo perché ho sentito la relazione sulla Germania, noi non siamo la Germania.
e quindi il nostro quadro normativo vincola, perché non è sincronizzato col mio, ok, perfetto, vado pari pari. E noi non siamo la Germania perché abbiamo una normativa che disciplina in maniera molto precisa e molto vincolante i temi delle bonifiche in Italia. E quindi è necessario partire da questo per capire che cosa si può fare, che cosa è obbligatorio fare e che cosa invece è solo opportuno o lasciato alla discrezionalità di alcuni soggetti nel procedere. La parte bellica è divisa sostanzialmente in due parti. La cosiddetta bonifica sistematica, che consiste in tutte le attività che portano al ritrovamento e alla messa in sicurezza provvisoria dell'ordigno. Quindi vuol dire che sono le attività connesse con la ricerca, lo scoprimento, l'individuazione e la prima messa in sicurezza. Esiste poi una seconda bonifica, sempre bellica, definita dalla norma come occasionale e che consiste invece in quella che per i più è identificata come bonifica bellica ed è quella occasionale che si configura nell'attività invece di distruzione dell'ordigno. Per entrambe queste bonifiche il riferimento normativo è il decreto legislativo 66. C'è un'ulteriore norma che riguarda però solo la parte della cantieristica ed è un addendum fatto al decreto legislativo 81, per i più il codice unico sulla sicurezza, che prevede che nei cantieri temporanei e mobili, quindi diciamo in maniera generale, quando si costruisce qualcosa, si debba tenere in considerazione la possibile presenza derivante dagli ordigni bellici. A questo punto chi sono i soggetti coinvolti in questo tipo di bonifica? Sempre il Ministero della Difesa e sempre quella che la norma definisce il soggetto interessato. Chi è il soggetto interessato? Sicuramente il proprietario, ma non solo, perché può essere anche un gestore dell'area o in più generale chi detiene un diritto reale su quel bene. Quindi vuol dire che la società che deve eseguire un'infrastruttura tipo un acquedotto, una fognatura, che ha dei diritti di superficie, piuttosto che soggetti terzi. Per la sola bonifica occasionale invece vengono introdotti anche altri enti, primo fra tutti la prefettura, quindi il prefetto è responsabile della pubblica incolumità e interviene coordinando tutti gli altri, e gli altri sono amministrazione comunale, vigili del fuoco, Croce Rossa, eccetera. Okay. Diversa invece è la parte ambientale. Che cos'è la bonifica ambientale? Possiamo andarla a definire come l'insieme degli interventi che servono per ridurre o eliminare le fonti di inquinamento o le sostanze inquinanti. In realtà lo scopo è quello di andare, come fine ultimo, a diminuire le cosiddette concentrazioni nel suolo. Che cosa significa? Significa che qualunque tipo di sostanza ha una soglia di, chiamiamola, tolleranza. Significa che è naturale trovare all'interno dei terreni sostanze più svariate. Sono state definite delle tabelle che prevedono le concentrazioni massime per queste sostanze per considerare il terreno come non inquinato. Quindi vuol dire che l'obiettivo è quello di portare i terreni a delle concentrazioni inferiori rispetto a quelle che vengono definite normativamente le soglie di rischio o le soglie di contaminazione. Anche qui la disciplina normativa ha un testo che è il 152/2006 che viene definito il testo unico dell'ambiente e poi ovviamente da questo nascono tutta una serie di decreti attuativi. Anche in questo caso i soggetti che sono coinvolti in questo tipo di bonifica sono svariati e sono sempre i famosi soggetti interessati di cui si parlava prima, per cui il proprietario o chi detiene la gestione dell'area, e in questo caso entrano altri soggetti, come dire, facenti parte di un altro ministero che è quello dell'ambiente, ma non solo, perché le competenze sono molto distribuite fra Ministero dell'Ambiente, Regione, Comune e Provincia, oltre a
e i vari enti territoriali, per cui le ARPA, che sono le aziende regionali per la protezione ambientale, piuttosto dell'azienda sanitaria per alcuni tipi di inquinante tipo l'amianto. A questo punto la domanda è: chi può chiederla? E ancora una volta cambiano i soggetti. Perché? Per quanto riguarda la parte sistematica, che ricordo è la parte di ricerca e individuazione fino allo scoprimento, l'iniziativa è solo sul privato. Quindi vuol dire che questo tipo di bonifica può essere attivata, ho detto adesso qualifico il privato, solo da parte del cosiddetto soggetto interessato. E qui, come dire, preciso il privato, che può essere pubblico o privato, perché anche l'amministrazione pubblica, in qualità di proprietaria o gestore di una determinata zona, può chiedere questo tipo di bonifica. Viene svolta, nel caso specifico, esclusivamente da soggetti privati tipo la nostra azienda, però sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, sia sotto il profilo del come andarla ad eseguire che della fase esecutiva. La parte della bonifica occasionale invece viene chiesta solo dalla prefettura e viene realizzata da parte dell'amministrazione militare. Okay. Per quanto riguarda invece la bonifica ambientale, i soggetti che la possono chiedere sono sostanzialmente qualificabili in 3 macro categorie. Quindi sicuramente il responsabile dell'inquinamento, cioè soggetto che con le proprie azioni ha creato l'aumento delle concentrazioni all'interno dei volumi di terreno che sono oggetto di interessamento. Però può intervenire anche la pubblica amministrazione e può intervenire d'ufficio a seguito di un accertamento fatto d'ufficio. Oltre a questi c'è la possibilità anche per un ulteriore soggetto, il famoso soggetto interessato che abbiamo definito prima, anche qualora non sia responsabile dell'inquinamento. A questo punto la domanda è come si fanno? Allora, la parte bellica. La parte bellica viene fatta e realizzata seguendo le modalità operative che sono dettate dall'amministrazione militare competente per territorio. In Italia ci sono 2 funzioni territoriali, una a Padova e una a Napoli, che hanno le competenze su centro e nord Italia, centro-sud Italia. Normalmente viene fatta in 2 fasi. Una è una bonifica di tipo superficiale, non invasiva, ed è propedeutica la parte invece invasiva, che consiste nelle bonifiche profonde. Le bonifiche profonde hanno diverse modalità esecutive e dipende dalle condizioni che andremo a vedere dopo. Però la parte importante è che una bonifica bellica è sempre invasiva. La parte di certificazione viene fatta dall'impresa e c'è una sorta di, chiamiamolo collaudo, anche se impropriamente definito, da parte del Ministero della Difesa a seguito delle verifiche che vengono fatte in sito. Non me lo prende? Ok. La parte ambientale invece viene fatta anche questa a seguito di un'analisi del rischio, adottando le procedure che sono indicate nel progetto di bonifica, che è anche questo approvato dall'autorità competente. E qui vedete che le autorità competenti non sono più una sola come per la parte bellica, ma sono più di una. La parte del collaudo viene fatta da parte di ARPA su una certificazione che viene fatta da quella che oggi si chiama la città metropolitana. E quindi una domanda. Ok. E la domanda è: ma quindi le bonifiche sono sempre realizzabili? Secondo voi? Sì? No? Sì? No? Tecnicamente sì, nel senso che non ci sono condizioni tecniche che impediscano l'esecuzione di una bonifica, tanto bellica quanto ambientale, ma il problema non è nella parte tecnica, ma è capire quali sono le modalità operative, in funzione di quali saranno le modalità operative, quali sono i tempi e quindi quali sono i costi.
Arriviamo al caso concreto, quindi. La prima domanda alla quale bisogna rispondere è: qual è il rischio che caratterizza le aree sia sotto il profilo bellico sia sotto il profilo ambientale? Perché le strade possono essere sostanzialmente due. Si parte da una condizione di rischio definita per entrambe le casistiche non accettabile, e questo ha una serie di conseguenze, oppure si va a mirare sulla base delle caratteristiche che vedremo dopo quello che è il rischio specifico di quello che si sta andando a fare. Di fatto che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna passare da una caratterizzazione. La caratterizzazione non è altro che delle indagini fatte a campione, che però proprio per il fatto che sono fatte a campione, come dire, vengono considerate rappresentative, ma non sono scienza, perché la scienza io ce l'ho nel momento in cui intervengo in maniera sistematica, quindi non con dei sondaggi a campione, ma vagliando e verificando ogni porzione di terreno. Okay. Sulla base dell'analisi del rischio e della caratterizzazione è possibile a quel punto andare a definire le modalità operative che devono essere adottate e quindi decidere come andare ad operare. Una cosa che può aiutare da questo punto di vista è il fatto che l'intervento esecutivo può sempre essere frazionato e può essere frazionato secondo una serie di parametri, ma il frazionamento si porta dietro come dire, una serie di incognite, sia sotto il profilo dei rischi, sia sotto il profilo dei tempi e quindi dei costi esecutivi. E questo perché? Perché nel momento in cui si affronta la cosa in maniera parziale, è vero che si arriva ad un risultato concreto nell'area di interesse, ma non si hanno informazioni e non è detto che la situazione che è stata individuata in una determinata porzione d'area sia effettivamente rappresentativa per tutte le aree. E quindi vuol dire che quando si affrontano come dire, dei progetti in maniera frazionata, è necessario valutare prima questo frazionamento a che cosa è finalizzato. Ok. Quali sono i fattori che influenzano? Io definisco i costi, in realtà i costi sono il risultato finale, nel senso che questi fattori influenzano le modalità esecutive, che quindi influenzano un determinato assetto organizzativo e che quindi si traduce in costi di realizzazione. La prima è la natura degli strati che sono interessati dalle lavorazioni della fase di messa in sicurezza, perché ci sono strati che sono di natura antropica e degli strati che sono, chiamiamoli, naturali. Per quanto riguarda la parte ambientale, soprattutto i primi sono quelli più sensibili, dando per scontato, e qui faccio, come dire, un ma, che gli strati antropizzati non abbiano portato inquinante negli strati naturali. E sotto il profilo invece bellico sono interessati anche gli strati naturali, perché purtroppo le bombe non si fermavano e gli ordigni non si fermano solo negli strati antropizzati, ma fin tanto che hanno capacità penetrativa penetrano nel terreno. Okay. La seconda è la destinazione d'uso d'area, e questa è come dire, la parte che probabilmente questa sera ci interessa di più. Perché? Perché in funzione di qual è la destinazione d'uso d'area cambiano quelle che prima abbiamo definito le concentrazioni tollerabili, e anche sotto il profilo bellico si possono fare la norma, o meglio la norma permette di fare delle distinzioni. E questo perché? Perché ci sono delle destinazioni d'uso, diciamo che tipo residenziale, che hanno dei limiti più stringenti rispetto all'industriale, che ha dei limiti, come dire, un po' più larghi. E da un punto di vista del munizionamento bellico, invece, il diverso munizionamento che può essere individuato può portare a delle valutazioni diverse. Sotto profilo ambientale
ovviamente la natura dell'inquinante, lo stato di fatto delle aree che semplifica o complica la fase dell'intervento, quelle che sono le quote di intervento, e quindi a questo punto siamo pronti per cercare di capire quali sono gli ordini di grandezza in gioco. Partiamo con la soluzione più semplice. Io qui vi metto, come dire, una situazione tipo, nel senso che non essendo tarabile sulla situazione specifica, costituisce una forchetta, e quello che a me interessa farvi capire è poi la differenza che c'è fra la situazione tra virgolette più economica e quella più onerosa. La forchetta è molto ampia, perché per quanto riguarda la parte bellica si parla su un ordine di grandezza che può essere intorno all'euro metro quadrato, fino a situazioni che possono essere di 50-70 euro a metro quadrato. La parte ambientale, circa 13-20 euro a metro quadrato, può arrivare a poco meno di 1000 euro, scusate, non a metro quadrato, a tonnellata, può arrivare per alcuni tipi di sostanza a poco meno di 1000 euro a tonnellata. Giusto per darvi un ordine di grandezza, un terreno medio ha una conversione metro cubo tonnellata che può variare fra 1,4, 1,7, 1,8, 1,9 a seconda della tipologia, per cui contato male fra 1,5 volte e 2. E quindi questa domanda: si può definire secondo voi un budget di intervento a condizioni e nella situazione che vi ho descritto? No. E questo perché? Perché fin tanto che non si ha cognizione di che cosa c'è, che cosa si potrebbe trovare, come si vuole intervenire, che destinazione d'uso ha l'area e quindi qual è il progetto per le bonifiche, qualunque numero si vada a ipotizzare con le forchette che vi ho fatto vedere prima in termini di come dire, range di costo, di fatto è irreale. Ho solo un'ultima domanda che è: ci siamo dimenticati qualcosa? Sì, in realtà c'è un'altra complicazione che non è oggetto di quello di stasera, ed è sotto un profilo normativo manca il rischio archeologico, che è di competenza delle soprintendenze e che ulteriormente entra in gioco quando si vanno a fare quando si realizzano dei progetti di infrastrutturizzazione. Io ho finito. Una domanda solo, che a me verrebbe in mente, solo una domanda, ma come hanno fatto a Berlino? Non hanno fatto? Dobbiamo chiederlo a lui. Perché sembra che non sia sempre necessario fare una bonifica, e soprattutto se la ferrovia ha fatto un bando per un progetto, non le interessa sapere prima se c'è da fare una bonifica, cioè essendo il proprietario. Eugenio, una domanda sola, Preparo questo. Berlin ist eine sehr stark zerstörte Stadt gewesen und die Probleme, die gerade beschrieben worden sind, gibt es auch in Berlin. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber ich habe die Erfahrung, dass das alles machbar war. Es war kein Riesenproblem. Es wurde nach einzelnen Bomben gesucht, es gibt Luftbilder aus dem Krieg und man hat dann Bombentrichter identifiziert, dort hat man selektiv gesucht, die Bomben wurden entfernt und das hat jetzt kein großes Projekt gefährdet. Ich möchte aber, oh, pardon. Buonasera. Berlino è una città che è stata distrutta durante la guerra, quindi la bonifica di tutte le bombe non è stato un problema.
Lui non è un esperto, ma non sono emersi problematiche da considerare enormemente durante questa lavorazione. Ich möchte aber eine Erfahrung aus dem Ruhrgebiet noch teilen. Dort gibt es sehr große Industriegebiete, die zum Teil sehr stark verschmutzt sind, zum Teil mäßig verschmutzt sind. Und auf diesen Flächen wurden auch sehr große neuartige Parkanlagen, Wälder etabliert, sogenannte Industriewälder. Und dort gab es große politische Diskussionen, denn die Sanierung nach den Vorschriften hätte Milliarden gekostet. Und deswegen wurde eine innovative Lösung gefunden. Ma vorrei parlare di un'esperienza fatta nella zona della Ruhr, zona di Dortmund, eccetera, che con tante industrie che ci sono lì l'ambiente era molto danneggiato e lì avevano anche molti problemi economici, non volevano investire miliardi per risolvere il problema, ma hanno trovato comunque una soluzione. Die Hotspots der Verschmutzung wurden saniert nach Vorschrift. Die Flächen, die nur etwas bis mäßig verschmutzt worden sind, dort war die Lösung zu sagen, die Natur ist die Lösung. Man lässt einen Wald wachsen, man verhindert, dass die Kinder in den Boden gehen, man lässt die Natur die Böden bedecken. Und das wurde dann politisch entschieden durchgesetzt und hat bis heute gewirkt. Insofern war es nicht notwendig, jede Industriefläche zu sanieren, sondern man hat dort einfach den Wald wachsen lassen. Non potendo intervenire massivamente, hanno deciso di intervenire nelle parti più importanti, quindi hanno fatto la sanificazione secondo le regole. Lì dove il danno era meno grande e dove si poteva non era necessario intervenire tanto, hanno fatto fare il lavoro alla natura, hanno impedito che le persone, specialmente i bambini, potessero andare in quelle zone e la natura ha fatto il suo corso e ha sanificato tutto quanto, quindi hanno potuto anche risparmiare i soldi. Brevissimamente. Dipende. Dipende che cosa si va a realizzare, qual è l'interessamento del terreno e se si accetta che il mettere mano a un'infrastruttura oggi nel 2023 possa non risolvere un problema che sta andando avanti, per quanto ci riguarda, da un centinaio d'anni. Quindi le strade possono essere, diciamo, due. Una che diventa vincolata all'interno degli spessori che saranno interessati dalle eventuali lavorazioni, siano anche per la messa, come dire, in sicurezza o per le infrastrutture che servono al parco. E un'altra invece di opportunità, e quella di opportunità è puramente, come dire, legata appunto all'opportunità di prendere in mano una volta per sempre il problema e risolverlo, perché a differenza degli inquinanti, fin tanto che non avremo un'altra guerra,
tolti gli ordigni non ci sono più. Ottime domande, ma le dobbiamo rivolgere al Comune. Noi oggi vogliamo solo vogliamo dire, caro Comune, no, penso che siano venuti, ma o sono connessi da remoto. Sono connessi anche da remoto, sì, ci hanno detto che si commettevano anche da remoto, sì. Sì, credo, sono tutte domande che vanno poste al Comune. Noi oggi vogliamo dimostrare che gli ostacoli, se ci sono superabili e che ci sono altre esperienze che dimostrano che si può fare, però è chiaro che senza la volontà politica, se non ci si crede, si va ben lontano. Noi ci crediamo, e ci crediamo talmente che abbiamo invitato anche Cristina Guarda, consigliere della Regione Veneto per Europa Verde, che ci parlerà appunto anche di questo problema. I soldi chi li mette? Avevamo come diciamo, a suffragio la raccolta, fatta anche molto velocemente, di 5.700 firme di cittadini di Verona che proprio avevano sottoscritto l'esigenza di questo parco. Quindi noi partiamo da cifre un pochino più alte di questa sera e speriamo di crescere anche. Comunque grazie. Volevo semplicemente, visto che siamo sull'argomento, signora, questo non è la fine del percorso, questo è un passaggio del percorso verso l'utilizzo, anzi la realizzazione di un parco che copre l'intera area dello scalo merci, dell'ex scalo merci. Cioè, ribadisco, non è che questa sera chiudiamo e grazie ai nostri relatori, no, noi continuiamo, però noi abbiamo bisogno della gente, perché il Comitato di Verona Sud diciamo si sta dando da fare, però come d'altronde ha detto anche il professor Kovarik, a Berlino perché hanno vinto? Perché c'era tanta gente che appoggiava l'idea, finché come succede a Verona in generale, ma a Verona in particolare, tanto gli fa stesso, ma Savuton rompete le scatole, gli fa stesso, si vuole, gli fa quel chi vuole, e questo è il tipico diciamo mentalità veronese. Noi dobbiamo cercare di andare oltre questa, perché sennò sicuramente non lo fanno se noi primi non siamo convinti che riusciamo a realizzarlo. E qui chiudo perché sennò... Prego Cristina, prego. Ci sarà tempo dopo per le domande, quindi tenete. Ma la domanda della signora stava proprio nel dunque, ha dato là all'intervento che voglio condividere con voi e che mi ha chiesto il Comitato di portarvi questa sera, per cui io ringrazio infinitamente tutto il Comitato, ringrazio tutte le persone che sono qui, sia come rappresentanza della propria volontà di fare politica al di là appunto della partecipazione diretta nelle istituzioni, ma per guidare l'istituzione a fare le scelte di bene comune, ma anche rappresentanti istituzionali oggi presenti sia del Comune che anche del Senato. Vedo la senatrice Floridia che è qua con noi e che spero che potrà integrare magari anche in futuro questo impegno che io sono certa voglia il Comune di Verona mettere in pratica. Qual è il principio? È quello di trovare, come si diceva prima, la volontà politica giusta e l'accompagnamento tecnico che dia coraggio e che non freni. Ma per iniziare questa serata io volevo semplicemente raccontarvi un pochino perché è importante o preoccuparsi dei boschi di pianura, nella pianura padana e in Veneto, con alcune informazioni che ho ricavato dal report che la Regione del Veneto ha fatto rispetto appunto ai boschi, alle aree forestali del Veneto e ai boschi anche di pianura. E quindi iniziamo con una foto che testimonia la presenza appunto di boschi di pianura in Veneto, ripercorrendo
la nostra storia, perché se oggi noi viaggiamo in treno, in macchina, in giro per il nostro territorio della pianura padana, ma del Veneto in particolare, noi vediamo un alternarsi di centri urbanizzati, di zone industriali, ora anche di cantieri, come sappiamo bene, intervallati sì dalla presenza di alberi, ma sono presenze individuali. Quello che non si osserva, dopo aver percorso anche centinaia di chilometri attraverso la Padania, sono i boschi e le zone umide e gli ecosistemi appunto che sono tipici di quest'area, che noi non abbiamo mai potuto vedere e che la storia ci ha consegnato come dire, come ricordo storico, ma non come realtà. Se nell'area delle pianure europee troviamo sì, come da noi, zone urbane, zone agricole, però intervallate da boschi con una relativa biodiversità anche faunistica enorme, una trasformazione così radicale dell'ambiente e del paesaggio come quella del nord Italia non la si vede da nessun'altra parte. Mai c'è stato un fenomeno così drastico di eliminazione completa dell'originario manto forestale. Com'era la pianura padana? Quindi ci domandiamo un tempo prima dell'avvento dell'uomo. Allora, l'idea è che era come osservare dall'alto la foresta amazzonica, con queste foreste percorse tagliate da fiumi e da zone umide, grandi foreste fatte da querce e farnie alte più di 50 metri, poi frassini, tigli, olmi, aceri campestri, carpini bianchi, pioppi neri, salici bianchi, ontani neri. E queste foreste si erano insediate nel nostro territorio dall'ultima glaciazione fino a circa 3.000 anni fa ed erano cresciute indisturbate se non appunto dai movimenti di fiumi, dall'attività di erosione, dagli allagamenti, dal deposito di sedimenti. Che cosa è successo dopo? È arrivato l'uomo. Le foreste vergini primeve e abbattute e trasformate in epoca pre-romana sono state appunto cancellate mano a mano per far posto a pascoli e ad aree di coltivazione. L'opera comunque di abbattimento venne resa sistemica con le centuriazioni romane e poi nel Medioevo, tra il V e il X secolo, le foreste si cominciarono a riespandere naturalmente nelle campagne, questo perché c'era stato uno spopolamento derivante in particolar modo dal periodo delle invasioni barbariche. Poi ricomincia in epoca comunale un'attività di disboscamento continuo con il rifiorire dell'attività agricola che appunto cercava di farsi posto nei boschi planiziali e faceva posto ovviamente alle coltivazioni e alle zone appunto di pascolo che comunque vennero ridotte in maniera sistemica anche a causa della continua richiesta di legna da ardere. A partire poi dalla metà del XV secolo fino alla caduta della Repubblica di Venezia del 1797 ci fu una rinascita. Si cominciò attivamente a curare il residuo patrimonio di querceti planiziali per garantirsi ovviamente la risorsa di legname strategica per l'arsenale. E i catastici che ci hanno lasciato dalla Repubblica di Venezia ci hanno raccontato come i boschi di pianura della Serenissima venivano gestiti e come erano e ci danno un'immagine vivida dell'opera di progressivo ampliamento e miglioramento del patrimonio dei boschi planiziali. E questa è stata l'ultima esperienza positiva vissuta nel nostro territorio, perché nei 200 anni successivi, dalla caduta della Serenissima, i boschi di pianura vennero progressivamente completamente distrutti fino alla loro massima riduzione dopo appunto nell'immediato dopoguerra con le ultime bonifiche. Pensate che negli anni 70 rimanevano nella pianura veneta appena 50 ettari di boschi. Il cambio di rotta però era necessario e è culminato nel 2002 con la definizione della Carta di Rosà
in cui si disse alle soglie del terzo millennio le ragioni economiche, sociali, etiche e spirituali rendono possibile il ritorno del bosco in pianura e dopo vi spiegherò perché è stato importantissimo questo documento. Ma il cambio di rotta significativo è cominciato a farsi spazio in Veneto negli anni '80. Tra l'88 e il 92 sono stati realizzati 10 ettari di nuovi boschi di pianura nel rispetto dei pozzi dell'acquedotto di Padova, in località Novoledo, nel comune di Villaverla, in provincia di Vicenza. Poi negli anni 90 il prosindaco di Mestre, Zorzetto, in collaborazione con l'azienda regionale delle foreste del Veneto, poi trasformata in Veneto Agricoltura, lanciò l'idea di far nascere attorno alla città un'estesa foresta che è l'attuale bosco di Mestre, per dotare la terraferma veneziana di un esempio verde analogo a quello realizzato in tante città europee, un pensiero assolutamente anticipatore delle esigenze. E poi quasi contemporaneamente a Milano ci fu la realizzazione attraverso l'intercessione della provincia di Venezia e sempre dell'azienda regionale delle foreste del bosco di Parauro, che è quello che vedete in foto. E a salvarci poi in realtà ci fu come sempre l'Europa, perché nel 1994 diede origine ai programmi, diciamo, di sviluppo rurale, si può dire così, quelli che appunto oggi conosciamo come piani di sviluppo rurale, che consentirono tra il 94 e il 99 la realizzazione in terreni agricoli di attività di imboschimento con la piantumazione di circa 300 ettari di bosco. E qui arriva poi la Carta di Rosà, che nel festeggiare il bosco di campagna di Rosà, uno dei tipici boschi che si erano mantenuti in quell'area, diede il via a un'operazione di natura politica, con la promulgazione nel 2003 della legge regionale 13, qui erroneamente è scritto 3, chiedo scusa, correggete, numero 13 del 2003, che ha permesso la realizzazione poi tra il 2004 e il 2013 di circa 250 ettari di nuovi boschi, molti entro l'area del bosco di Mestre. Questa è una prima legge italiana. Questa legge dedicata al tema dei boschi di pianura è stata precursore di tutte le iniziative che sono venute dopo e ha previsto lo stanziamento all'epoca di 5 milioni di euro affidando appunto la gestione della realizzazione di questi boschi a Veneto Agricoltura, che appunto nel frattempo era la nuova denominazione dell'azienda regionale delle foreste e che ha cominciato ad occupare anche della parte legata appunto all'implementazione della ricerca in agricoltura. Quindi la legge del 2003 ha finanziato un sacco di progetti, ma anche un sacco di progetti di natura divulgativa, finalizzati a conoscere meglio gli scopi dei boschi planiziali. In Veneto poi un ruolo decisivo nell'avvio della rinascita dei boschi planiziali è stato giocato appunto da Veneto Agricoltura, che ancora oggi ha in gestione diverse aree di bosco e di foreste. Pensiamo al Cansiglio, pensiamo alla foresta di Giazza. Arriviamo però al dunque. Che cosa ci serve conoscere questi passaggi? Ci serve per capire oggi come andare a muoverci. E quindi io vi ho fatto una sintesi di quelli che sono 3 interventi attraverso cui c'è la possibilità di andare a ricercare opportunità di finanziamento pubblici per realizzare boschi di pianura. Avete bisogno di una mia lettura per comprenderlo al meglio e iniziamo subito da che cosa? Arriviamo subito alla legge appunto regionale numero 3 del 2013, del 2003, boschi di pianura, che prevede diverse tipologie di interventi. Anzitutto, ovviamente il più importante, impianto e ripristino di boschi di pianura. Al momento, con l'ultima modifica avvenuta nel 2021, finanzia anche in pianura interventi di almeno 2 ettari accorpati, prima erano 5 ettari, e in zona periurbana di almeno 2 ettari accorpati. Quindi queste sono le limitazioni della legge regionale, cioè deve avere almeno questa superficie, che ovviamente voi andreste un pochino a superare, giusto?
la realizzazione e ampliamenti di boschi periurbani, il recupero di bosco a bosco di aree degradate e in dissesto idrogeologico e poi impianti di siepi filari alberate in aree agricole, parchi urbani e verdi attrezzati e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno anche con finalità appunto di tipo produttivo. Questa è una legge, quella legge del 2003, che è stata finanziata, attenzione però, l'ultima volta nel 2020. Nel 2020 abbiamo stanziato 450.000 euro anche con un contributo attraverso la mia attività, chiedo scusa, mi permetto di condividere con voi visto che è sempre molto difficile essere ecologisti veri in consiglio regionale, no? su 51 consiglieri, anche attraverso l'operazione che ho svolto in bilancio richiedendo lo stanziamento di risorse aggiuntive ed ottenendolo dopo una lunga discussione. 450.000 euro che però, attenzione, non sono mai stati spesi soltanto nel 2020 e neanche soltanto nel 2021. Attenzione! Quindi nel 2022 è stato fatto un ulteriore bando per destinare i 300.000 euro, se non sbaglio, che erano rimasti inutilizzati e questo certifica un problema. Questa legge è difficile da applicare, è poco attrattiva e per questo c'è stata una modifica riducendo le aree, l'ampiezza diciamo in ettari delle aree destinabili a questi progetti per cercare di essere più attrattivi nei confronti dei comuni che non riescono a trovare superfici adeguate e che quindi facevano difficoltà ad accedere a questo tipo di contributo. Quindi l'operazione che dobbiamo fare è oggi testimoniare sensibilizzando i nostri comuni ma anche i consorzi di bonifica, le associazioni che possono essere interessate nella gestione di questi boschi a fare pressione anche nei confronti della Regione per riattivare un fondo per il 2000, anche nell'assestamento del 2023, cioè a luglio, per cui vi chiedo una grande mano, visto che sarà una delle battaglie che porterò, e fare in modo che venga testimoniata questa urgenza da parte del territorio, cioè di fronte ad un aumento di morti premature in Europa del 24% a causa dell'inquinamento, ne parlava prima il dottor Valsecchi se non sbaglio, e di fronte al fatto che in Veneto, attenzione, un dato molto importante che si collega al discorso del Presidente, in Veneto si è ridotta di 2 anni la prospettiva di età media, ok? La prospettiva di età media si è ridotta a 60 anni in questo anno e non c'entra niente il Covid. Questi dati che ci dà la Regione del Veneto ci dicono che c'è la necessità di intervenire proprio per andare a ridurre l'impatto degli inquinamenti in generale, sia dell'acqua, visto che sono della zona contaminata dai perfluoralchilici, ma anche dell'aria e del suolo, quindi anche della qualità dei prodotti agricoli, per consentirci di avere una prospettiva di vita più lunga. E quindi questa è la legge regionale 13 su cui si può fare un'operazione di evoluzione, di stanziamenti adeguati in occasione appunto della prospettiva dell'apertura di questo tipo di ragionamento entro il 2026, se non sbaglio mi avete parlato, ecco 28 chiedo scusa. A fianco però abbiamo anche una strategia che deve diventare, permanente a livello nazionale, perché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, perdonatemi l'errore di battitura, sono stati definiti appunto dei fondi, 330 milioni di euro per il triennio 2022-2024 per piantare, questa era la prospettiva, 6,6 milioni di alberi. Questo è un bando che è scaduto nel giugno 2022 e sicuramente attraverso anche l'intercessione della senatrice Floridia spero vivamente che questa sia una strategia che porteremo avanti, visto che è rappresentante veronese, tanto più insomma adesso si troverà questo bellissimo onere però sulle proprie spalle e l'aiuteremo, la sosterremo in queste operazioni. Le prospettive future devono esserci, nel senso che questa deve diventare una dimensione non soltanto europea, calata con i fondi del Next Generation EU, ma anche appunto in relazione alla nostra cultura, politica, visione e politica strategica. Accanto a questi fondi qui ci sono dei fondi che sono strategici e garantiti annualmente. Sono i fondi del piano di sviluppo rurale. Il piano di sviluppo rurale sono i fondi europei destinati allo sviluppo delle aree rurali e sottostanti all'interno delle misure della PAC, per cui della politica agricola comune, e infatti sono rivolti alla creazione di nuove aree boscate per l'arboricoltura da legno.
Per esempio, nel 2022 la misura 211 prevedeva e scadrà, attenzione, a giugno del 2023, per cui se c'è qualche azienda agricola che conoscete che potrebbe essere interessata, questa è l'epoca giusta per farlo, propone 500.000 euro per creare impianti di arboricoltura da legno con cicli tra gli 8 e i 20 anni e con il contributo dell'80% della spesa ammessa, massimo per ettaro 5.000 euro. Nel 2023-27 la nuova strategia del PSR, diciamo del PSN ormai perché si definisce così adesso, che trovate sul sito della Regione del Veneto, prevede la conferma delle misure di imboschimento, anzi le aumenta anche grazie a un'operazione di sensibilizzazione che è stata fatta sia a livello europeo ma anche a livello regionale che ho curato come relatrice di minoranza, con impianti appunto di forestazione, imboschimento e sistemi agroforestali agricoli. Perché ci serve questo? Perché un intervento di questo tipo, e qui appunto ho quasi finito, deve essere fatto in rete. Non può essere semplicemente affidato ad un comune, ma deve essere guidato sia da personale esperto e da realtà esperte, ma anche da persone che in futuro possano aiutarci a gestire il bosco, perché il bosco non si pianta e basta, il bosco deve essere gestito. Quindi arriviamo al dunque. Io ho raccolto 4 nomi di realtà che operano in Italia o in Veneto in particolar modo, che si occupano di accompagnare, oltre a Veneto Agricoltura che vi ho spiegato prima, che è sicuramente molto esperta, anche se ha qualche difficoltà magari di finanziamento, per recepire finanziamenti, eccetera, ci sono queste realtà qui. Io ve le ho elencate, si tratta di Rigeneriamo il Bosco, che è un progetto nazionale, Wow Nature, che è una start-up creata dall'Università di Padova, Rete Clima e 100 Boschi. Queste ultime 3 in particolar modo stanno operando in Veneto, che si adoperano per creare sinergia insieme ai comuni, creare sinergie insieme a possibili finanziatori e creare sinergie insieme alla cittadinanza per fare impianti di boschi di pianura. In questo caso, per esempio, Wow Nature si occupa di mettere in connessione i territori con aziende che hanno necessità di neutralizzare la CO2 emessa, che non riescono a neutralizzare con le operazioni di riduzione del proprio impatto in termini di energia e di impronta di carbonio nei propri processi. Cioè identifica aziende che già stanno facendo percorsi coraggiosi di riduzione del proprio impatto ambientale, ci sono alcune cose che non riescono a neutralizzare, quindi investono per i cosiddetti certificati per riuscire a creare un effetto positivo sull'ambiente attraverso operazioni di natura ambientale, in modo tale da riuscire a compensare l'impronta di carbonio che creano. Per esempio appunto Wow Nature sta gestendo diversi boschi in montagna, ma ha fatto per esempio anche un altro impianto in Umbria dove ogni albero è stato affidato ad un bambino, quindi alla sua famiglia, e vengono accompagnati nel conoscere che cosa devono fare per mantenere in vita questo alberello, e vengono seguiti per i 3 anni e poi successivamente viene affidato all'ente che ne ha promosso la costituzione. Rete Clima, 100 Boschi e Wow Nature fanno sì anche loro accompagnamento pluriennale e mettono in connessione finanziatori con, anche attraverso appunto un semplice crowdfunding o un'adozione dell'albero a distanza, con gli enti e le imprese o i proprietari di terreni che desiderano mettere a rendere in termini ambientali il proprio terreno. Queste 4 esperienze possono essere utili per accompagnare il percorso di Verona a conoscere le proprie prospettive e può anche essere utile per valutare quello che non è soltanto l'utilità di un bosco in termini ambientali, ma quella che può essere la pianificazione di un bosco anche di carattere produttivo. E qui finisco, perché c'è la possibilità di progettare boschi che abbiano non soltanto una funzione ecosistemica, ma anche con produzioni policicliche in zone appunto periurbane, per consentire quindi la gestione appunto della produzione di legna attraverso per esempio con un ciclo del piopo di 10 anni, del noce di 25, rovere frassino di 50-60 anni, attraverso che cosa? Attraverso la condivisione del percorso con un ente che faccia pianificazione della giusta realizzazione del bosco
e un ente gestore, che può essere un'impresa agricola oppure un'impresa di cooperativa di comunità, di cui adesso vi parlo perché è una novità per il Veneto, che si impegnano a mettere insieme il know-how, le capacità per gestire poi dopo in futuro periodicamente il bosco per il mantenimento della biodiversità attraverso appunto un piano di gestione e leggeri diradamenti appunto pianificati dall'ente che poi fa da consulente. Perché vi ho parlato delle cooperative di comunità? E qui davvero finisco. Perché sono molto orgogliosa di potervi dire che è appena iniziato la discussione in Commissione Impresa del progetto di legge che ho presentato in Regione del Veneto per finanziare la partenza di cooperative di comunità, cioè imprese che hanno una funzione economica ovviamente, ma anche sociale, quindi sono cooperative, ma imprese che sono create e fatte solo da persone del territorio che quindi possono professionalizzarsi, cioè diventare professionisti in un determinato settore, da quello turistico a quello forestale, a quello agronomico, anche a quello della vendita dell'agroalimentare, cioè nei paesini dove viene chiuso l'agroalimentare, può intervenire la cooperativa di comunità che riapre l'agroalimentare, dà da lavorare ad alcune persone e i soci possono essere i cittadini stessi. Questo tipo di impresa è un'impresa che opera esclusivamente per creare un beneficio per quel territorio, un'area montana, rurale o fragile. Questo potrebbe essere uno spazio in cui una cooperativa di comunità riesce non soltanto a creare il beneficio del bosco, ma anche a creare possibilità di lavoro. Qui ho finito. Bene, grazie a tutti, veramente abbiamo anche abusato della vostra pazienza e della vostra attenzione. E Lucina, se ci sono domande urgentissime? Qualche domanda? Non abbiamo molto tempo perché dobbiamo anche permettere all'Accademia di chiudere i battenti entro i tempi dovuti, quindi se avete qualche domanda